Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi, l'ultimo dell'anno in onda, per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Tante le notizie di ogni genere, dalla cronaca all'emergenza Covid e tutto quello che ne consegue. Saremo con voi fino alle 13:30, ma apriamo subito il nostro telegiornale con un collegamento che ci viene sempre richiesto dai nostri telespettatori nei fine settimana o nei giorni appena prima delle feste, che è il collegamento con Nicolas Faronato di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa. Buongiorno Nicolas. Buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti e buon San Silvestro a tutti. Nicolas, abbiamo pochi minuti perché ci sono tante notizie, sappiamo che anche tu sei molto impegnato in questo giorno che insomma è ormai quasi di festa. Che tempo farà da oggi all'Epifania? Abbiamo visto dati veramente incredibili, poi li vediamo insieme ai nostri telespettatori, fanno già 10-12 gradi sulla montagna già vicentina, sull'altopiano, immaginiamoci poi una situazione del genere anche più in alto. Non una bella notizia per gli amanti del freddo e della neve. Sì, è una giornata, ma già da ieri l'abbiamo assaporato sulla nostra pelle, dei due volti. Il primo è che dall'asse Verona-Padova-Venezia verso sud la situazione è di freddo anche durante il giorno, cielo grigio, spesso nebbioso anche durante le ore centrali e temperature comunque con un'escursione termica molto ridotta a causa appunto la nebbia e umidità chiaramente alle stelle. Poi invece abbiamo la parte a nord di queste zone, quindi tutta la parte dell'alta pianura, soprattutto delle pedemontane, delle vallate alpine e prealpine e poi chiaramente tutto quanto il comparto alpino e prealpino, quindi la montagna, dove stiamo assistendo a un anticiclone africano inusuale per questo periodo, che sta portando valori più primaverili che invernali, con in quota un'anomalia termica che è positiva di circa 12-13 gradi. Quindi un evento che per fortuna dovremmo essere nell'apice tra oggi e domani, quindi da domani in giornata dovrebbe iniziare lentamente a calare la temperatura in quota, però con valori che sta portando valori veramente eccezionali, se non addirittura da record in alcuni comparti, specie sui monti. Nicolas, guardiamo assieme la mappa dell'ARPAV, sono i dati di poco fa, addirittura 15 gradi e mezzo sull'Isser, 12 gradi in questo momento, vediamo se riconosciamo qualche luogo, 12 gradi a Lusiana, 13 gradi e 7 a Tonezza, 12 gradi a Crespano del Grappa, insomma paradossalmente 2-3 gradi nella pianura, vediamo Stra 2 gradi e mezzo, Legnaro 3 gradi, Teolo, quindi proprio quello che ci hai detto, con un Veneto spaccato in due, da una parte freddo, nebbia e qualche disagio che chi si è messo alla guida stamattina nella parte bassa del Veneto ha vissuto, dall'altra invece una situazione davvero inusuale per la montagna. Dicevamo, tutto questo potrebbe passare, dobbiamo aspettarci qualcosa di interessante per l'Epifania? So che è tardi come data, però insomma qualcosa sotto mano avrete già. Ma guarda, una cosa è abbastanza certa, nel senso che le temperature dovrebbero calare, anche perché far peggio di così effettivamente risulta difficile, quindi le temperature dovrebbero calare, soprattutto in quota, il freddo sarà meno avvertibile in pianura, soprattutto nelle zone nebbiose dove appunto questa ondata di caldo non la stanno per niente sentendo, però un altro valore che poi è dato dalla stazione, quella di Cima Grappa, che è veramente eclatante, sono di 17,3 gradi a circa le 11 di questa mattina, a quota quasi 1800 metri. Ieri sera, se non sbaglio, eravamo sui più 7, più 8 anche i 2000 metri del Passo Rolle. Probabilmente oggi faremo sicuramente peggio, perché comunque rispetto a ieri le temperature in quota stanno ancora aumentando all'incirca fin verso la mezzanotte di oggi. Speriamo che appunto dalla mezzanotte in poi, quindi con l'avvio del 2022, le cose vadano meglio effettivamente, perché come ho detto prima è difficile fare peggio di quello che stiamo già facendo. La neve ovviamente va via a vista d'occhio e chiaramente in difficoltà non siamo solo noi, che comunque ci sembrano giornate decisamente anomale, ma soprattutto anche per chi ci lavora, soprattutto con le piste da sci, insomma tutti i comparti sciistici che sono in difficoltà, sia perché c'è carenza di neve, ma purtroppo anche perché non si può sparare, perché con temperature ampiamente positive risulta praticamente impossibile fare la neve. Nicolas, allora intanto
grazie per queste informazioni, ci rivediamo l'anno prossimo per capire se effettivamente cambierà qualcosa o se dobbiamo ancora aspettarci, soprattutto chi vive nella parte bassa del Veneto, nebbia e freddo, però lo spazio per gli auguri di fine anno degli amici di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa c'è sempre. Beh, è chiaro che sì, auguriamo ovviamente a tutti quelli che ci seguono, a tutti quanti i nostri follower anche su Facebook, sui social, un felice anno nuovo, una buona fine e un buon inizio che sia ancora migliore rispetto a quello del 2021. E chiaramente, Ferdinando, vorrei fare un appello, anche se per me stesso, speriamo di rivederci prima o dopo con il mio paesaggio che si è imbiancato anche qua, insomma, ecco, giusto per non vedere la neve, come si suol dire, sempre col binocolo, capito? Quindi insomma speriamo che effettivamente cambi e arrivi la neve perlomeno in montagna, ma insomma incrociamo le dita che se venisse anche qua sulle zone di pianura un bel 10-15 centimetri, lo so che chiedo tantissimo, però questo è il nostro sogno, speriamo che prima o dopo insomma ci si veda con un paesaggio color bianco. Nicolas, nella speranza che il vostro sogno possa essere esaurito, quello dei nivofili, degli amanti del freddo, della stagione invernale, con minori disagi possibili invece per chi si muove, chi va a lavorare. Ti ringraziamo per questo collegamento, per tutti quelli che hai fatto con noi durante il 2021, tutte le notizie che ci avete dato, che ci avete passato, anche foto, video sempre molto interessanti di eventi climatici in corso, e vediamo appuntamento all'anno prossimo con rinnovata amicizia. Grazie e buon lavoro, buon fine anno. Grazie Ferdinando, di nuovo auguri a tutti e speriamo che il 2022 porti qualcosa di nuovo, almeno di ritornare alla normalità, ecco. Ciao a tutti. Noi ringraziamo Nicolas Faronato di Meteo Bassano Pedemontana del Grappa. Avvertiamo Padova che siamo pronti per il collegamento, perché dopo questo rapido collegamento meteo, in cui insomma non abbiamo avuto notizie fantastiche, perché abbiamo sentito che in montagna temperature altissime con la neve che rischia davvero di sciogliersi, in pianura temperature basse e nebbia, insomma una situazione che magari poteva rivelarsi migliore per questo fine anno. Adesso vediamo già la nostra redazione di Padova in ingresso, quindi stiamo qui al volo ad aspettarli, come si suol dire. Vediamo Valentina Visentin con Federico Cibotto da Prato della Valle. Aspettiamo un cenno di conferma da Valentina per l'ok, ci saluta, quindi possiamo collegarci. Valentina, allora anche oggi Focus TG, ultimo dell'anno, tante notizie, perché comunque il nostro lavoro non si ferma nemmeno in questi giorni di festa, e non si fermano nemmeno le operazioni da parte delle autorità per gestire al meglio questa fase delicatissima dell'emergenza. Esattamente Ferdinando, ultimo giorno dell'anno dove i controlli non si fermano, anzi saranno intensificati proprio per scongiurare tutte quelle situazioni che potrebbero creare rischio ed emergenza alla luce dei dati sanitari che insomma anche oggi non sono di certo confortanti, visto l'ondata di contagi, 1700 nelle ultime ore nel Padovano, con un dato però che insomma almeno sulla situazione dei ricoveri non ci sono stati nuovi ricoveri nelle ultime 24 ore, quindi insomma questa è una prima notizia, un primo focus sui dati del Covid a Padova. Io mi trovo in Prato della Valle, tradizionalmente Prato della Valle è il simbolo del Capodanno padovano, perché qui fino al 2019 dall'isola Memia, che chiedo al collega Federico Cibotto di inquadrare, proprio lì dall'isola Memia venivano sparati i tradizionali botti di Capodanno, lo spettacolo pirotecnico con la musica che insomma attirava tantissima gente qui a Padova. Dopo lo stop dell'anno scorso è stato riconfermato anche quest'anno alla luce di questa quarta ondata del Covid, quindi non ci sarà nessuna festa di piazza, nessuno spettacolo qui in Prato della Valle. Massima allerta delle forze dell'ordine dopo il COSP del prefetto di ieri, della riunione in prefettura. Saranno impegnati nei controlli per evitare tutti quegli assembramenti in piazza, ma anche nei controlli nei locali, perché visto che per disposizioni ministeriali e governative le discoteche
discoteche, le sale da ballo sono state chiuse, si controlleranno tutti quei locali dove insomma c'è il rischio che possano essere aggirate le norme che prevedono lo stop della musica e quindi nessuno spettacolo danzante all'interno dei locali. Grande monitoraggio. Sì. Valentina, ti interrompo perché vediamo il servizio sui controlli che saranno intensificati. Lo vediamo immediatamente, poi torniamo da te. Perfetto. Controlli intensificati per tutta la notte di Capodanno per evitare assembramenti. Stretta della prefettura per la notte di San Silvestro. Il prefetto Raffaele Grassi ha convocato in mattinata un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica proprio per definire un piano di controlli su tutto il territorio. In queste ore intanto è iniziato anche un attento monitoraggio dei locali in città e provincia dove sono previsti veglioni, durante i quali però sono vietati spettacoli danzanti. Un'attività preventiva necessaria per evitare feste abusive dopo la sospensione delle attività delle discoteche e delle sale da ballo. A Padova controlli mirati della polizia locale per far rispettare le ordinanze del comune che vietano il consumo di sostanze alcoliche in orario notturno sul suolo pubblico e impongono il limite delle emissioni sonore. Valentina, allora intanto abbiamo avuto anche noi il nostro primo era una voce che entrava. Valentina, allora dicevamo intanto sappiamo che ci saranno controlli, poi dopo la pubblicità noi ci vediamo subito un servizio sul MAP, sul mercato che intensifica invece i tamponi, ma c'è anche una bella storia di cui puoi parlarci adesso e che vedremo dopo la pubblicità. Sì, un rapido flash: ci sono anche i botti vietati ovviamente nelle case per salvaguardare anche i cani, quindi un appello forte che viene fatto dai comuni in queste ore finali dell'anno, proprio di sparare meno botti possibili per tutelare anche gli nostri amici a quattro zampe. La storia carina di fine anno è quella di una restituzione: 1.300 euro trovati al bancomat, un cittadino marocchino li ha trovati, li ha portati subito dai carabinieri e che hanno così rintracciato i legittimi proprietari, una coppia di anziani che voleva dare una ricompensa, ma le parole del ragazzo sono state davvero di gran cuore, di grande generosità: non ho bisogno, lavoro qui da sempre, questo è giusto che insomma voi ritorniate in possesso dei vostri soldi, l'unico desiderio che ha è la cittadinanza italiana. Una storia che poi vedremo nel nostro servizio. Valentina, allora intanto grazie per questo collegamento, noi siamo in onda fino alle 13:30, quindi se ci saranno notizie non esitate a contattarci. Buon lavoro. Buon lavoro anche a voi. Noi torniamo in studio, allora facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. Voi state con noi, torniamo davvero fra pochissimo per vedere gli altri servizi che abbiamo annunciato su Padova. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo anche oggi in diretta in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo con voi fino alle 13:30. Avevamo annunciato questa storia di Natale, se così possiamo definirla, del ritrovamento di una somma di denaro che è stata riconsegnata ai legittimi proprietari. Vediamo, ce la racconta la nostra redazione padovana. Quando ha visto i soldi dimenticati allo sportello bancomat non ci ha pensato due volte, li ha portati subito alla stazione dei carabinieri più vicina. Quei soldi erano di due anziani che dopo il prelievo avevano scordato le banconote. Una storia di Natale a lieto fine successa a Padova il giorno della vigilia. Protagonisti un operaio marocchino che ha raccolto i 1.300 euro trovati allo sportello bancomat e si è rivolto ai carabinieri per rintracciare i legittimi proprietari. Dopo alcune rapide verifiche, i militari, grazie alle telecamere di videosorveglianza, sono risaliti ai due anziani titolari di una ditta di Rubano. La coppia commossa ha ringraziato il 28enne per il suo gesto di cuore. Il giovane straniero ha inoltre rifiutato il compenso che i due anziani volevano dargli come ringraziamento. È stato un mio dovere portare quei soldi ritrovati, ha detto con semplicità. In Italia da 12 anni Yassin Balocchi, questo è il suo nome, ha sempre lavorato e spererebbe di diventare cittadino italiano. Restiamo a Padova per chiudere il cerchio di questa prima parte della nostra informazione. Vediamo come il MAP, il mercato agroalimentare di Padova, sta gestendo la situazione dell'emergenza coronavirus. Per aiutare
aiutare i centri tamponi a smaltire i test da eseguire scende in campo anche il MAP. Maurizio Saia, presidente del grande mercato agroalimentare di Padova, ha dato la disponibilità per dare una mano a fronte dell'ingente molo di lavoro a cui sono sottoposti i punti tampone dello Stadio Ganeo in questi giorni e anche quelli del parcheggio di via San Massimo all'interno dell'azienda ospedaliera di Padova. Da mesi infatti all'interno del MAP c'è il servizio tamponi per lo screening dei grossisti, dei camionisti in entrata nell'area, del mercato e anche per i dipendenti. Ora il presidente Saia ha deciso di proporre all'USL una collaborazione per aiutare il tracciamento dei cittadini. Noi abbiamo 2 medici più 2 amministrativi in orari ovviamente particolari, dalle 4 alle 9 di mattina, dalle 4 di mattina alle 9, che vengono a fare questo servizio. Dopo un minuto hai il collegamento con l'USL che ti dà il risultato del tampone e volendo su richiesta vengono effettuati, dovesse servire, anche i molecolari, sempre con prenotazione in alcuni orari e comunque liberi in altri orari. Mi pare un servizio che, vista la situazione esterna, con code di chilometriche e di ore di attesa, metterlo a disposizione, visto che non abbiamo una grandissima pressione. Il servizio è all'esterno della struttura, quindi non occorre entrare nel mercato. Mi pare che possa essere di sollievo, anche perché per quegli orari credo che non ci sia nessuno sul territorio che fa tamponi. Chiudiamo la pagina prettamente padovana, ma restiamo in argomento con l'emergenza coronavirus perché c'è una situazione un po' particolare legata ai più piccoli. Si comincia a parlare delle vaccinazioni dei bambini, c'è un'impennata di casi per quanto concerne le fasce più giovani della popolazione. Ecco i dati. Abbiamo avuto anche noi il nostro primo bambino deceduto e diciamo che questo si aggiunge agli altri 35 bambini che in Italia sono deceduti per Covid durante questa pandemia. È una bambina di 3 anni, originaria del Veneziano, la prima vittima del Covid in età pediatrica in Veneto. Ricoverata all'ospedale di Padova, è morta la notte di Natale. La piccola era affetta da un tumore, ma il virus le è stato fatale. Sicuramente il Covid è stata la causa del decesso. Un caso drammatico e certo estremo, che però arriva dopo 8 settimane consecutive di crescita esponenziale del contagio tra i giovanissimi. Il numero è un numero incredibile, soltanto nel mese di dicembre in Veneto abbiamo avuto 18.000 bambini con nuova infezione. Questo rappresenta oltre il 20% rispetto al tasso di infezione totale in tutta la popolazione. È un numero molto alto. Se si pensa che all'inizio del lockdown i bambini rappresentavano soltanto il 2-3% rispetto al numero totale degli infetti. L'evidenza del contagio si vede anche negli ospedali. Fino ad oggi sono stati 300 i bambini veneti ricoverati, di questi 13 in terapia intensiva, la maggior parte senza patologie. Circa il 70% di bambini che vengono ricoverati per malattia da Covid sono bambini precedentemente sani, sono prevalentemente i bambini più piccoli, ma anche bambini delle età scolari o prescolari. L'altro capitolo è quello delle complicanze su tutte la sindrome infiammatoria sistemica che colpisce un bambino positivo su 1000. Una complicanza che si verifica a 4-6 settimane, 4-8 settimane dopo l'infezione ed è una malattia sempre grave, questo ci tengo a sottolineare, sempre grave, perché è una malattia che interessa tutti gli organi superficiali come la cute e le mucose, ma anche profondi, e in particolare nel 70% dei bambini interessa il cuore. Attualmente, riferisce sempre da Dalta, sono 3 i bimbi ricoverati per MIS-C. Anche per questo occorre accelerare sulla vaccinazione. Vaccinare i bambini è un atto d'amore e quindi credo che noi veramente come comunità pediatrica lo sosteniamo con fermezza. Nel frattempo arrivano informazioni molto importanti da Roma, dove insomma sono in atto le trattative, chiamiamole così, fra le forze politiche, le regioni e il governo per le nuove norme, in questo caso parliamo delle quarantene degli studenti, perché le nuove norme sono state proposte, ce lo dice l'ANSA con un lancio appena arrivato in redazione, dalle regioni durante l'incontro con il governo. Visto l'avvio della campagna vaccinale 5-11 anche per le scuole elementari e prima media, così come succede per quelle successive. La proposta è di prevedere, nel caso di 2 studenti
studenti risultati positivi in una classe, solo l'autosorveglianza, quindi 5 giorni per i ragazzi vaccinati, mentre una quarantena vera e propria di 10 giorni con didattica a distanza, quest'ultimo caso dove è previsto ovviamente, dove si può fare, e test al termine dell'isolamento per i non vaccinati. Quindi c'è una proposta molto forte da parte delle regioni. 5 giorni in autosorveglianza per quanto riguarda i ragazzi vaccinati, quarantena di 10 giorni con DAD per i non vaccinati e test al termine dell'isolamento. Nelle scuole dell'infanzia resterebbe la quarantena di 10 giorni per tutti con il tampone, con un solo caso positivo. La proposta avrebbe trovato diversi punti di condivisione da parte del governo. Naturalmente tutto questo in linea teorica, perché sappiamo che è tutto in continua evoluzione, dovrebbe concretizzarsi la settimana prossima con un Consiglio dei Ministri previsto per l'Epifania o giù di lì, con queste novità importantissime che non mancheranno di sicuro anche di scatenare polemiche, perché sappiamo che la questione dei ragazzi di tutte le età in questo momento è molto molto complicata per tantissime famiglie, quindi cerchiamo di capire se ci sono news anche su questa notizia. Per il momento non ci sono aggiornamenti, appena arriveranno ve li daremo. Adesso però noi facciamo un'altra breve pausa pubblicitaria, voi state con noi, torniamo fra pochissimo e siamo in onda come sempre fino alle 13:30. Bentornati al nostro Focus TG, siamo anche oggi in diretta, in onda, per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Sono appena arrivati in redazione i dati legati all'emergenza coronavirus, li vediamo assieme con la regia di Alessandro Costacurta. Sono gli ultimi dati disponibili, sono arrivati davvero pochi minuti fa e ci dicono che è ancora molto alto il numero delle persone positive e delle nuove positività. Siamo a 9.028 casi positivi riscontrati con i tamponi delle ultime ore, che portano il totale dei casi attualmente positivi in Veneto a 93.298. Scusate, questo è il dato. È plausibile pensare che fra pochi giorni, fra poche ore forse, si arriverà ad avere in Veneto 100.000 persone positive al Covid. È una fase davvero complicata, davvero delicata dell'emergenza, con dati così alti che portano il totale delle persone che sono risultate positive al Covid dall'inizio dell'emergenza a 645.723. Il numero delle persone che hanno perso la vita a causa del Covid dall'inizio dell'emergenza è di 12.383. Scendiamo nella seconda parte di questa tabella, quella che ci parla della sanità, perché arrivano notizie importanti e per qualche verso anche positive rispetto a quelle che abbiamo appena visto, perché sono 1.306 le persone ricoverate in area non critica, di cui 1.173 ancora positive, 133 che si sono negativizzate. In terapia intensiva sono 191 le persone attualmente ricoverate, di cui 178 positive, 13 che si sono negativizzate. Ma per vedere questi dati bisogna metterli in prospettiva con le variazioni delle ultime ore, che ci parlano di un bilancio positivo di 36 unità per quanto riguarda l'area non critica, e purtroppo non poteva essere altrimenti, dati i numeri dei contagi che abbiamo visto con 9-10.000 nuove positività al giorno. Ma è importante vedere che c'è un bilancio negativo di 4 unità in terapia intensiva, e questo è importante perché la pressione sulle terapie intensive è quella che determina poi situazioni più o meno difficili da gestire. Purtroppo sono da segnalare anche
10 decessi sicuramente, alcune delle persone che non risultano più in cura sono morte a causa del Covid negli ospedali del Veneto, e quindi questo è legato anche al minor numero di persone in terapia intensiva. 10 decessi sono comunque troppi, sono comunque tantissimo, un numero drammatico, ma è molto più basso rispetto ai giorni scorsi. Qualcuno intravede in questi dati, nella seconda parte di questi dati, quelli ovviamente connessi con l'attività sanitaria, un punto di svolta, un inizio di una diminuzione della pressione da parte del Covid sulla sanità veneta. Vedremo nei prossimi giorni che cosa succederà. L'altra tabella che va vista, perché è l'altra faccia della medaglia, è quella dei vaccini. Sono anche questi dati appena arrivati in redazione, li vediamo assieme. Sono state somministrate 45.869 dosi ed è un buon numero, perché in media con quelle del periodo ormai si viaggia attorno alle 50.000 inoculazioni al giorno. Sono dati molto alti che fanno il paio con quelli della fase più importante della campagna vaccinale di quest'estate. Le prime dosi sono quasi 5.000, sono in effetti 4.817, e anche questo è un dato importantissimo, perché vuol dire che quasi 5.000 persone al giorno che non erano mai entrate nella campagna vaccinale si avvicinano invece a questa proposta, che ricordiamo il cui accesso è libero e facoltativo. Sono 2.588 i cicli completati, sono 38.000 le dosi addizionali booster terza dose. Il Veneto ha somministrato il 98,4% delle dosi a disposizione, quindi c'è un po' di magazzino, ma effettivamente potrebbe esserci qualche piccolo problema nell'immediato futuro. Vediamo ancora dati che riguardano la campagna vaccinale, perché sono 3.838.497, numero importante, i veneti che hanno almeno una dose. Sono 3.700.000 quelli che hanno il ciclo completo e 1.681.000 quelli che hanno la terza dose. Ma ancora più importante è questa tabella che ci dice che il 100% degli over 80 ha la prima dose. Siamo all'87% della popolazione vaccinabile in Veneto, l'85% dei veneti vaccinabili ha la seconda dose, con la quota del 99,2% degli over 80, 92,9% degli over 70 e comunque 90% anche per chi ha fra 60 e 69 anni. Questo vuol dire che le fasce più anziane della popolazione sono davvero ben coperte. Salgono anche le terze dosi con il 38,4%, ci avviciniamo al 40% di veneti che hanno la terza dose, l'addizionale e il booster. Dosi importanti anche per le persone anziane. Per quanto riguarda giovani, giovanissimi, fascia 5-11, di cui abbiamo parlato anche poco fa, di cui abbiamo visto servizi poco fa, 10% hanno la prima dose, 0,6% hanno il ciclo completo. Per ora la terza dose, forse se ne parlerà, non è prevista, ma vedremo che cosa succederà. Questi erano i dati dell'emergenza coronavirus in questo momento delicatissimo per l'emergenza. Tantissimi i positivi. Tanti i positivi attualmente in Veneto, rischiamo di toccare quota 100.000 in poche ore o pochi giorni, rischiamo di vedere l'anno nuovo davvero con 100.000 veneti positivi, ma la sanità sta reggendo egregiamente l'urto, addirittura pare che ci sia una diminuzione della pressione, lo vedremo nei prossimi giorni. Allora, visto che abbiamo parlato di dati, facciamo un brevissimo riassunto delle puntate precedenti, sentiamo che cosa aveva detto Zaia delle 10.000, oltre 10.000 nuove positività riscontrate coi tamponi dell'altro ieri. Nel 2020 è stata la giornata più dura, poi abbiamo iniziato pian piano a calare. Nonostante i casi siano anche il doppio, abbiamo un'ospedalizzazione che oggi è di un terzo, poco più, sì, sarà un terzo. C'è il raffronto diretto con il Capodanno di un anno fa e poi i dati di giornata che segnano un'ulteriore avanzata del contagio, oltre 10.000 nuovi casi nelle 24 ore, più di 2.000 a Padova e Verona, un record che fa vedere l'arancione subito dopo l'Epifania. A fare la differenza, come sempre, le vaccinazioni, soprattutto sul fronte ospedaliero. Senza vaccini saremo già chiusi, il mantra del governatore che traccia un quadro in chiaroscuro in un fine anno concitato, con i Covid
checkpoint che continuano a essere presi d'assalto è una constatazione. Il contact tracing è saltato o sta saltando, lo dico anche a beneficio di quei cittadini che sono a casa e dicono ma non mi chiama nessuno. Ragazzi, con questi numeri qua, è come dico sempre io, come pensare, immaginare di dire a tutti i cittadini di andare in banca lo stesso giorno alla stessa ora e di prelevate tutti i vostri risparmi. Bene quindi per il governatore la linea adottata tramite decreto legge dal governo. Era stato lo stesso Zaia lunedì a chiedere regole diverse per le quarantene in particolare. Certo la nuova stretta, dice il presidente, ha sempre più l'aria di un lockdown di fatto per i non vaccinati, vaccino che continua a essere la chiave, da qui il nuovo obiettivo della regione. Stiamo tentando di stressare ancora di più la macchina, che oggi molto spesso è impegnata con i tamponi. Stiamo rimpinguando per tentare di arrivare a un target giornaliero di 60.000 dosi. 60.000 dosi vorrebbe dire che 50.000 le facciamo di booster. Se riuscissimo a far questo vuol dire che in un mese facciamo un altro 1,5 milioni di booster, che sommati al 1,6 milioni di oggi vuol dire aver già quasi tutti i veneti, diciamo, con la loro terza dose. E cambiano anche le regole per l'isolamento. La nuova circolare sulla falsariga di quanto già fatto dalla Toscana è operativa. Con un test rapido antigenico positivo si va in isolamento in base alle regole che ci sono oggi, senza la conferma del molecolare. E anche il fine quarantena viene declamato con il test rapido antigenico e non più con il molecolare. E Luca Zaia in un'intervista rilasciata a un quotidiano nazionale oggi si conferma contrario all'obbligo vaccinale. L'obiettivo è vaccinare tutti, dice in questa intervista, non creare tensioni. Qualcuno ci spieghi quale sarebbe la modalità di vaccinazione obbligatoria. Ci si chiede se sia il caso di mandare allora la forza pubblica. Zaia dice: mi rifiuto di pensare che un paese civile possa fare una cosa del genere. Se si decide di dare delle multe come in Germania, allora tutto ciò non ha nulla a che fare con l'aspetto sanitario, ma alimenta solo il bacino dei furbetti. Questa è una dichiarazione molto dura del governatore Luca Zaia nella giornata odierna a un quotidiano nazionale. Vedremo poi se riusciremo a intercettarlo nel corso della giornata per capire come sono andate le trattative odierne fra regioni e governo, di cui abbiamo avuto qualche anticipazione, qualche rumors, soprattutto per quanto riguarda le quarantene nelle scuole, una differenza di gestione fra bambini vaccinati e non vaccinati che sicuramente potrebbe causare qualche polemica nell'immediato futuro. Allora, noi facciamo un'altra brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi, l'ultimo dell'anno, per informarvi di quello che succede in Veneto, ma vediamo anche una notizia che ci riguarda da vicino, perché questa sera alle 21:15 qui su Rete Veneta, come sulle altre reti del gruppo Media Nord-Est, andrà in onda il messaggio di fine anno del presidente Luca Zaia in questa versione esclusiva per i nostri canali, il bilancio di 12 mesi vissuti in trincea nella guerra al Covid, ma anche uno sguardo importante verso il 2022, ormai imminente, con la sfida della Pedemontana, la sfida delle Olimpiadi di Cortina Milano 2026 e quella dell'economia. Appuntamento da non perdere stasera alle 21:15. Andiamo avanti col tema del coronavirus, soprattutto con quello che riguarda le novità del Green Pass rafforzato inserite nel più recente decreto legge. Cambiano molte cose, vediamo, giusto per sapere come comportarci anche nelle prossime ore. Ha vinto la linea dei governatori, bisogna cambiare subito le regole, ribadiva da giorni Zaia, altrimenti mezza Italia starà a casa. Inoltre la pressione nei centri tampone era diventata insostenibile, in ogni zona attese di ore sanitarie ormai allo stremo. Così è arrivata la decisione, stop quarantena per chi ha fatto la terza dose o la seconda entro 4 mesi. È solo una delle novità del nuovo decreto legge che scatterà dal 10 gennaio. La prima riguarda il Green Pass rafforzato, che si ottiene con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione dal Covid.
Covid. Dopo averlo reso obbligatorio anche per consumare al bancone di bar e ristoranti, ora sarà necessario per utilizzare tutti i mezzi di trasporto, compresi quelli pubblici locali e regionali. Una rivoluzione soprattutto quando dovranno tornare a scuola gli studenti. Non solo, il Super Green Pass sarà necessario per accedere ad alberghi e strutture ricettive, feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose, sagre e fiere, centri congressi, servizi di ristorazione all'aperto, impianti di risalita con finalità turistico-commerciali, anche in comprensori sciistici, piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all'aperto, centro culturale, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto. Cambio di rotta, come detto, anche per l'isolamento. Non sarà più prevista la quarantena per coloro che hanno avuto contatti stretti con positivi nei 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione, nonché dopo la somministrazione della terza dose. Non è tutto, nei 10 giorni dal contatto con un positivo, le persone dovranno indossare le mascherine di tipo FFP2, effettuare solo qualora sintomatici un test antigenico rapido o molecolare al 5° giorno successivo all'ultimo contatto con il positivo. Il decreto legge prevede inoltre la cessazione della quarantena o dell'autosorveglianza dopo l'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuato anche presso i centri privati. In quest'ultimo caso bisognerà inviare all'ASL il referto a esito negativo con modalità anche elettroniche. Infine, le strutture dedicate allo sport. Il decreto prevede che le capienze torneranno al massimo al 50% per stadi e impianti all'aperto e al 35% per i palazzetti al chiuso. Era una notizia che arriva da Vicenza, in cui cronaca e emergenza coronavirus sono davvero molto vicine. Era un Novax convinto, invani tentativi di persuaderlo da parte dei sanitari dell'ospedale del San Bortolo di Vicenza a farsi curare. Alessandro Mores, 48 anni di Tiene, positivo al Covid-19, è morto in poche ore dopo aver rifiutato di essere intubato. Con la dottoressa ci siamo sentiti già nella notte sulla situazione che si stava creando. Abbiamo convenuto in ogni caso il trasferimento in terapia intensiva data la gravità della situazione, perché la collega giustamente mi diceva che non sarebbe arrivato a mattina se non l'avessimo aiutato, e quindi è stato predisposto il trasferimento in rianimazione e ripetutamente si è cercato di convincerlo sulla necessità della manovra. Ma Alessandro non ce l'ha fatta, un dolore immenso non solo per la famiglia ma anche per il personale medico che dopo anni di pandemia soffre un pesante carico emotivo. La collega è stata molto provata dalla situazione, perché sì, si vive come un fallimento di ciò che stai facendo, ti resta quell'amaro in bocca di una situazione che forse, e risottolineo il forse, avresti anche potuto risolvere tutti assieme con le terapie, con i supporti adeguati, e che invece se succedono queste cose non c'è scelta, non c'è strada, non c'è un'opportunità anche se minima di poterne uscire, e questa è una cosa che stiamo sentendo sempre di più frustrante. Frustrante come l'ombra che in questa pandemia ha dovuto trascinare il personale sanitario, additato dai Novax come nemico da combattere al posto del Covid. Ma purtroppo si sta creando questa situazione in cui noi ospedalieri, noi intensivisti, spesso siamo visti come dei nemici, senza considerare invece che siamo compagni di una situazione critica e che cerchiamo solo di aiutarci l'uno con l'altro. Continuiamo a parlare di vaccinati, non vaccinati, di quarantene, periodi invece minori nella gestione di un'eventuale positività. Siamo andati a sentire che cosa ne pensano i padovani. Sentite cosa ci hanno risposto. Il governo ha deciso di togliere la quarantena per i vaccinati, anche se hanno un contatto con un positivo. Cosa ne pensa? Penso sia una cosa giusta, almeno per le persone che si attengono a quelle che sono le normative, penso che sia il minimo che si possa fare. Sono d'accordo anch'io su queste nuove su questa nuova normativa. Anche il Super Green Pass un po' più potenziato per magari convincere qualche altra persona a vaccinarsi magari. L'unico aspetto non positivo ma che si può comprendere è il fatto che magari con troppi
troppe persone in quarantena, magari troppe persone poi non sarebbero a lavorare, però come si sa che però si può prendere il virus e lo si può trasmettere, quindi è una decisione molto al limite, via. Adesso mi sembra che la situazione sia molto migliore, che la cosa si sta trasformando in una, non dico influenza perché ci sono purtroppo dei morti, però mi sembra che i vaccinati sono meno soggetti a conseguenze gravi e quindi sono d'accordo. Io non sono molto d'accordo, nel senso che comunque è possibile prendere il virus e trasmetterlo ancora di più. Però siamo in una situazione talmente d'emergenza che lasciamo decidere a loro. È giusto che il vaccinato non debba affrontare una quarantena lunga di 10 giorni? Sì, assolutamente, anche perché molti ormai hanno fatto anche la terza dose, quindi sono ben protetti, insomma. È chiaro che bisogna continuare a stare attenti, mantenere le distanze di sicurezza, eccetera. Però sì, una quarantena eventualmente più ridotta, sì. Sono d'accordo. Dalla quarantena per vaccinati, non vaccinati in caso di positività, alla quarantena, passateci il termine, per le manifestazioni di fine anno. Sappiamo che uno alla volta i comuni stanno chiudendo, eliminando, silenziando purtroppo iniziative che erano state organizzate, manifestazioni già preparate. C'è chi ovviamente ha deciso di seguire le indicazioni nazionali e regionali sulle feste di fine anno, feste private con le massime attenzioni, locali pubblici conosciamo già le regole, discoteche, sale da ballo chiuse e i comuni, dicevamo, uno alla volta in ordine sparso, prendono decisioni importanti. Per esempio Marostica ha deciso di annullare tutti gli eventi. Visto il continuo aumentare dei casi per quanto riguarda le positività di Covid nell'area pedemontana, ho deciso di firmare un'ulteriore ordinanza dove annullo gli eventi fino al 10 gennaio, quindi tutti gli eventi della Kermesse Natale con noi, più alcune cose singole. Annullati anche i fuochi dal castello, un evento tanto atteso e parte della tradizione. La pista di pattinaggio, sempre in accordo con Promarostica, verrà chiusa alle 19:30 la sera del 31 per riaprire alle ore 14 del primo. Sono annullate le manifestazioni per la Fiera d'Argento, che verrà spostata nei prossimi mesi, e sono annullate le cerimonie per la consegna delle borse di studio. Avete visto negli occhi, nella voce del sindaco di Marostica, Matteo Mozzo, tutto il dispiacere e il rammarico per queste scelte che immaginiamo non siano facili da parte di chi amministra. Ovviamente tutti vorrebbero vedere la propria città, le piazze dei propri paesi animate, piene di vita, ma in questo periodo tutto questo è davvero molto molto difficile da gestire, tanto che aumentano anche i controlli da parte dei carabinieri. Per esempio vediamo un bilancio dell'Arma di Padova. Il rischio è quello di assembramenti e di, come dire, alimentare questa pandemia. La normativa vieta gli assembramenti e noi ci vediamo costretti e faremo assolutamente dei controlli nel senso. Cercheremo di intervenire laddove possibile in via preventiva, anche stiamo esaminando quello che è il web e scandagliando un po' quelli che sono i canali social nel tentativo di individuare quelle che potrebbero essere delle situazioni a rischio. L'impegno finale dell'anno per i carabinieri di Padova sono i controlli per evitare feste abusive e assembramenti, ma per tutto il 2021, segnato dalla pandemia, i militari dell'Arma sono stati impegnati nei controlli anti-Covid nel territorio. Un anno, quello che sta per finire, che ha registrato un calo dei reati predatori. Calano rapine, furti in abitazione e nelle attività commerciali. Stabili invece i reati legati agli stupefacenti. Ad aumentare però sono le frodi
informatiche, ancora una volta i maltrattamenti, soprattutto nei confronti di donne e bambini. Dall'inizio del 2021 i carabinieri sono intervenuti in 100 casi di maltrattamenti in famiglia. Diciamo che il 2020 non fa testo da un punto di vista statistico per ovvi motivi, rispetto anche al 2019 uno dei reati che abbiamo visto incrementato è sicuramente quello dei maltrattamenti in famiglia, un po' dovuto alla convivenza forzata ma anche all'aumento delle tensioni sia sanitarie, sociali che di lavoro. Carabinieri vicini ai cittadini durante i nubifragi ad ottobre ad Abano e ad Albignasego, riuscendo a salvare 2 anziani intrappolati in un ascensore allagato in uno scantinato. Militari che sono intervenuti quest'anno per ben 3 volte in situazioni di alto rischio con 3 persone barricate in casa. A Santa Giustina in Colle il record della trattativa durata ben 33 ore. Ma il 2021 è stato anche un anno che ha segnato una prima condanna storica per il padovano. A giugno 2021 abbiamo ottenuto la prima condanna per 416 bis qui in Veneto, un'operazione condotta dal nucleo investigativo del comando provinciale di Padova che ha colpito una costola della Cosca Grande Aracri. Stretta di San Silvestro in arrivo anche a Vicenza. Vediamo il servizio. Piazze locali della Movida sorvegliati speciali per questa stretta di Capodanno sui controlli. Un piano straordinario anti-Covid in cui il Viminale rafforza la stretta per la notte di San Silvestro. Al centro dell'attività delle forze dell'ordine vicentine saranno gli eventuali cenoni mascherati che potrebbero cioè trasformarsi in feste da ballo nel corso della nottata. L'indicazione emersa dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza che schiererà dispositivi di vigilanza rafforzati anche in orario notturno. L'attenzione sarà soprattutto sugli spazi pubblici, quindi sulle piazze, sui parchi, le situazioni dove possono creare degli assembramenti, ma anche all'interno dei locali dove ci possono essere anche delle situazioni che vanno al di là delle normali cene di fine anno, dove si può entrare col Super Green Pass, diciamo quello rafforzato. E quindi i controlli saranno mirati soprattutto sui locali che in passato hanno già avuto qualche precedente di questo senso. Controlli coordinati condotti in tutta la provincia che tra il 6 e il 27 dicembre hanno portato alla verifica su 26.000 persone del Green Pass con 122 sanzioni, 2 le denunce per inosservanza del divieto di mobilità per chi in quarantena. Controllate più di 5.000 attività, riscontrando 83 violazioni e 9 chiusure per 5 giorni di attività o esercizi. I vicentini come sempre si comportano rispettando le regole, chiaramente ci sono delle rarissime eccezioni per cui c'è stata anche qualche sanzione. Io sono sempre dell'idea che è importante controllare, però allo stesso tempo dobbiamo anche controllare il territorio perché abbiamo un tema di sicurezza sul quale non si può abbassare la guardia. Abbiamo sentito parlare di feste private senza controlli, cenoni mascherati e molto altro di simile. Secondo i gestori delle discoteche e delle sale da ballo, queste sarebbero le ricadute della scelta di chiudere i locali. Difficile quantificare la perdita che si va ad aggiungere ad oltre 1 anno e mezzo di chiusure. I locali da ballo e le discoteche, dopo la decisione del governo di chiuderle nuovamente e vietare feste anche all'aperto fino al 31 di gennaio, stimano oltre 1 milione di euro di investimenti perduti. Cibo pernotato, eventi organizzati, band e personale ingaggiato, tutto cancellato. I locali invernali hanno aperto a fine settembre, primi di ottobre, fatto 2 mesi di lavoro e poi già a dicembre, la prima settimana di dicembre si è incominciato a percepire una certa difficoltà e poi adesso c'è di nuovo uno stop, per cui questi start and stop chiaramente non sono d'aiuto nell'organizzazione e nell'impostazione di un'attività. Giusto prendere precauzioni per gestire la pandemia, ma la chiusura dei locali, secondo i gestori, potrebbe incentivare l'abusivismo e le feste in casa dove i controlli di Green Pass non sono necessari. Questo decreto dà il via libera, ufficializza o incentiva l'abusivismo non solo nei locali, mi riferisco ai ristoranti che organizzano il veglione piuttosto che locali di questo tipo, ma anche le feste private, nelle taverne, a casa di qualcuno, senza le minime norme di sicurezza, e quindi credo che le forze dell'ordine avranno il loro bel da fare. Il settore chiede al governo di prendere provvedimenti per tutelare gli imprenditori che con fatica avevano riaperto e che si sono nuovamente trovati a richiudere tutto in pochi giorni. Quello che dispiace è che amareggia
a prescindere dall'aspetto dell'abusivismo che avete introdotto prima, è che con la stessa tempestività con cui il governo ha assunto delle decisioni assolutamente molto forti per una sola categoria che è la nostra, con la stessa velocità e determinazione avrebbe dovuto assumere anche dei provvedimenti in termini di indennizzi per l'unica categoria che vede limitata la possibilità di lavorare. Naturalmente continueremo a raccogliere le voci anche di queste categorie che stanno vivendo una fase davvero drammatica con tutte le ricadute dell'emergenza Covid, ennesimo periodo di festa che va in fumo non solo per i gestori di discoteche, sale da ballo. Sappiamo che anche la ristorazione sta vivendo un periodo molto difficile a causa delle cancellazioni, delle disdette. Nel settore termale sono tantissime le disdette che arrivano di camere, di persone che avevano prenotato per passare il Capodanno. Un caso su tutti è quello delle terme euganee e terme padovane, ma tutto questo riguarda tanti comparti, il turismo. Adesso ci stiamo informando nella montagna vicentina che cosa sta accadendo, se anche ad Asiago e dintorni c'è stata questa pioggia di disdette oppure se è andato diversamente. Lo sapremo nel TG Bassano di questa sera. Adesso noi facciamo una breve pausa pubblicitaria, voi state con noi, torniamo fra pochissimo, siamo in onda fino alle 13:30. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Abbiamo sentito prima della pubblicità le notizie riguardanti le piogge di disdette per molti settori, non solo i ristoratori che si sono trovati ad esempio a dover gestire un periodo prenatalizio con un azzeramento quasi totale delle cene aziendali e di altre iniziative simili. Adesso il problema si sta spostando sul comparto termale. In termini economici perdiamo sicuramente più di 10 milioni di euro in questo periodo, e se consideriamo l'incredibile e inusitato aumento della bolletta della luce, del gas, le festività pagate doppie a tutto il nostro personale, effettivamente per noi questo è un Natale, un periodo dell'anno veramente molto molto amaro. Doveva essere un Natale dal sapore dolce della ripresa, invece ancora un boccone amaro per le terme. L'esplosione dei contagi, la paura per la variante Omicron, i turisti stranieri che non riescono a venire ha provocato una marea di disdette per le prenotazioni di brevi soggiorni termali. Siamo sotto, per quanto riguarda il periodo di Capodanno, di un buon 25%, e salvo disdette da oggi a domani, e per i ponti invece, cioè per la parte che riguardava il Natale, il calo è stato del 50-60% anche. Dal 10 gennaio 2022 inoltre le nuove disposizioni del governo prevedono il Super Green Pass per i clienti degli alberghi, una scelta giusta secondo Federalberghi Terme, da sempre favorevole all'obbligo vaccinale. Io credo che a questo punto il governo avrebbe fatto bene a dire tutti devono avere il Super Green Pass. Non solo i turisti o gli avventori di un esercizio, ma anche i lavoratori. Dobbiamo essere vaccinati tutti. Chiudiamo la pagina dedicata al coronavirus, al Green Pass, alla situazione. Naturalmente ci torneremo se arriveranno notizie importanti, e ci spostiamo su un fatto avvenuto non oggi ma nelle scorse ore, che ha riguardato i giornalisti di Rete Veneta del gruppo Media Nord-Est, letteralmente cacciati ma nemmeno fatti entrare in una conferenza stampa istituzionale, ufficiale e convocata in modo ufficiale da Luce 7 della Pedemontana. Sentite cosa è successo. Nel momento più difficile di questa ennesima spallata del Covid sulla sanità veneta e sui veneti, l'ULSS 7 decide di chiudere le porte in faccia all'informazione di Rete Veneta. In questa fase così complicata, nella quale i cittadini sono alla ricerca di notizie importantissime per il loro futuro, l'azienda sanitaria decide di non far partecipare una troupe dell'emittente del gruppo Media Nord-Est alla conferenza stampa di fine anno convocata negli uffici del San Bassiano.
A bloccare il giornalista Alex Giuliano e l'operatore Alessandro Costacurta sulla soglia è stato lo stesso direttore generale, Carlo Bramezza, il quale ha fatto chiaramente capire ai componenti della troupe che la direzione non ha gradito i servizi sulle problematiche dell'ULSS7 mandati in onda nel TG di Bassano. Servizi in cui cittadini arrabbiati, disperati, sconfortati raccontavano le loro esperienze dopo ore di attesa in fila al centro tamponi. Servizi in cui i lavoratori dell'azienda sanitaria e i loro rappresentanti portavano tutte le perplessità per la gestione delle auto mediche e l'accorpamento dei punti di guardia medica. Opinioni e fatti che sono stati puntualmente raccolti e raccontati dai giornalisti e dagli operatori di Rete Veneta, gli stessi ai quali è stata negata la possibilità di partecipare a una conferenza stampa convocata proprio dall'ULSS7. Assieme a noi siete rimasti fuori da quella porta, voi, con le vostre voci, le vostre paure, le vostre segnalazioni, le vostre perplessità riguardo l'organizzazione della sanità della Pedemontana. Ma siamo sempre e ancora qui a raccoglierle quelle segnalazioni e a raccontarle, e una porta chiusa in faccia non ci fermerà. Su questo tema è intervenuto anche il nostro direttore Luigi Baccialli con un editoriale piuttosto interessante da ascoltare. Buonasera, buonasera. Quanto è avvenuto oggi al San Bassiano è qualcosa di inqualificabile, di sconcertante, di inammissibile. Il direttore generale della ULSS7 Pedemontana, che spalleggiato da due suoi collaboratori, letteralmente caccia dalla conferenza stampa un nostro collega, Alex Giuliano, e l'operatore che lo stava accompagnando. Una conferenza stampa è aperta a tutti i giornalisti. Secondo il direttore generale Bramezza, noi non avevamo e non abbiamo diritto da ora in poi di partecipare ad altri eventi di questo genere, alla comunicazione di dati ufficiali che noi da mesi diamo ai nostri telespettatori perché siano sempre aggiornati sulla pandemia, e questa è una censura tipica di... Ecco, in questo caso si può parlare, solo in questo caso, di dittatura sanitaria. Soltanto dittatori o persone molto allergiche alla democrazia e ai diritti del pluralismo e dell'informazione possono scegliere di escludere da una conferenza stampa un giornalista, e in questo caso anche il nostro operatore televisivo. Noi saremmo colpevoli di avere mosso delle critiche alla gestione della sanità bassanese. Abbiamo soltanto detto che era inutile trasformare anche il San Bassiano in un ospedale Covid, avendo già Sant'Orso, avendo già Marostica, insomma avendo altre strutture che sono state adibite per i ricoveri e la cura dei malati da Covid. Questo è bastato a porre questo out-out, un vero e proprio diktat di un professionista che evidentemente non conosce le regole più elementari della democrazia. È qualcosa di veramente scandaloso, di vergognoso, tra l'altro il tutto accompagnato da minacce di querele già presentate o da presentare. Noi andiamo avanti ovviamente senza farci intimidire né in questi né in altri casi. Trovo assurdo che in un momento in cui siamo sotto accusa proprio come informatori perché diamo le notizie e veniamo attaccati e insultati per le strade dai Novax e dai No Green Pass, che addirittura sia la sanità del Veneto a censurarci, a metterci la mordacchia, roba che davvero non avviene quasi nemmeno in Russia, in Uganda o in altri paesi in cui le libertà individuali e la comunicazione sono assolutamente escluse. Non ci facciamo intimidire comunque, dottor Bramezza. Sono arrivate nel frattempo testimonianze di solidarietà da parte del sindacato dei giornalisti del Veneto, da parte anche dell'ordine dei giornalisti del Veneto. Tutti sottolineano l'importanza della libertà
dell'informazione. Ovviamente questa è una notizia in divenire di cui tratteremo, visto che stanno arrivando anche altre importanti prese di posizione nel telegiornale di questa sera. Chiudiamo anche questo capitolo, chiudiamo questa pagina, passiamo alla cronaca. Un fatto drammatico è avvenuto a Lozzo a Testino, in provincia di Padova, dove una persona ha perso la vita in seguito alle ustioni causate probabilmente dal tizzone caduto da una stufa. È morto per le ustioni provocate da un tizzone della stufa che ha bruciato i suoi vestiti. La tragedia sarebbe avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì a Lozzo a Testino, ma solo in mattinata è stato scoperto il corpo senza vita di Ferruccio Tecchiato, 61enne molto conosciuto nel piccolo comune dei Colli Ugani per le sue attività di beneficenza. I carabinieri intervenuti sul posto stanno ricostruendo la dinamica. Il 61enne è stato trovato a terra tra il divano e la stufa a legna che usava per riscaldare la casa. I vestiti bruciati, un tizzone ardente ha mandato in fiamme gli indumenti e forse in un tentativo di salvarsi l'uomo è caduto a terra. Ferruccio Tecchiato era molto stimato a Lozzo a Testino, dove spesso organizzava cene per raccogliere fondi per la scuola o la parrocchia e in diverse occasioni di emergenza, come ricorda al telefono il fratello Silvano. Mio fratello era molto impegnato quando c'era qualcosa dal terremoto successo in Emilia. Abbiamo fatto cene, raccolte, adesso siamo andati là, acquistato dei banchi, siamo stati ad Arquata per il terremoto che è successo lì, anche lì abbiamo raccolto fondi, siamo stati su, eccetera. Qualsiasi iniziativa per le scuole, qualsiasi altra iniziativa che c'era bisogno, lui era sempre in prima linea, si impegnava, ci credeva, ecco, ci dava il massimo. Una morte che lascia attonito il paese di Lozzo. Come sindaco ho perso un amico, un volontario che quando poteva aiutava la comunità con l'organizzazione di pranzi sociali e gite per raccogliere fondi soprattutto per i bambini della scuola, ci ha detto il primo cittadino Fabio Ruffin, che ricorda con grande affetto il 61enne. Ferruccio Tecchiato lascia 3 figli, fratelli e l'anziana madre che abita nella casa vicino. Le fiamme che hanno provocato la sua morte non si sono propagate oltre il salotto e così nessuno dei vicini ha notato l'incendio. Nei prossimi giorni verrà decisa la data dei funerali. Ancora cronaca con la Guardia di Finanza di Belluno che in collaborazione con il Comune di Auronzo ha scoperto ben 42 falsi residenti. Non avevano mai presentato al Comune la dichiarazione IMU e molti di essi non avevano neppure indicato gli immobili ai fini reddituali. La maggior parte delle persone falsamente residenti è originaria della provincia di Venezia e dell'Emilia Romagna. Aveva acquistato le seconde case spostandovi la residenza di almeno un componente della famiglia per non pagare l'IMU, beneficiare di sconti sui mutui per la prima casa, avvalersi di tariffe vantaggiose per energia elettrica, acqua e gas, nonché nel recente passato permettersi di aggirare disposizioni sul lockdown imposto a seguito dell'emergenza coronavirus. Le violazioni contestate hanno permesso di recuperare tassazione per 50.000 euro ai fini delle imposte sui redditi e garantito al Comune di Auronzo di recuperare altri 133.000 euro derivanti dall'omesso versamento dell'IMU. I finanzieri hanno passato al setaccio centinaia di nominativi di persone formalmente residenti, concentrandosi su quelle che presentavano maggiori alert di rischio. Chiudiamo la pagina della cronaca, passiamo all'allarme caro energia, bollette sempre più su, abbiamo visto un altro balzo in avanti in arrivo probabilmente nei prossimi giorni e c'è il rischio che si perdano molti posti di lavoro. In ballo ci sono 500.000 posti di lavoro in tutta Italia, 35.000 in Veneto. Posti a rischio nei primi 6 mesi del 2022. L'allarme della CGIA di Mestre riguarda nel nostro territorio i distretti delle materie plastiche di Treviso, Vicenza e Padova, la termomeccanica di Padova e Verona, il vetro di Murano. Tutti i settori artigiani che devono fare fronte al caro energia. Nei prossimi mesi, secondo l'associazione, le variazioni annue delle tariffe in alcuni comparti rischiano di raggiungere il più 250% e molte aziende potrebbero essere costrette a fermare la produzione, poiché non in grado di far fronte all'aumento esponenziale di questi costi fissi. Le difficoltà sono già emerse in questi ultimi mesi con le realtà produttive in allarme. Sono allo stremo.
Il governo deve intervenire nuovamente e potenziare le misure di abbattimento degli oneri impropri introdotti con la manovra di bilancio. Le ragioni alla base dell'impennata dei prezzi sono molteplici, spiega l'ufficio studi, anche se due in particolar modo ne hanno condizionato profondamente il trend di crescita in questa seconda parte dell'anno. In primo luogo c'è il tema dell'acquisto delle quote di emissione di CO2, il cui prezzo è quadruplicato negli ultimi mesi e per almeno il 40% si sta scaricando sul costo dell'energia. In secondo luogo, la politica di approvvigionamento del gas naturale, che ha mostrato molti limiti, facendo schizzare i prezzi di oltre 6 volte rispetto ai primi mesi di quest'anno. L'unica soluzione, secondo la CGA, è mettere a disposizione delle imprese almeno 1 miliardo di euro al mese fino al prossimo mese di giugno. In tutto 6 miliardi per tamponare lo spettro dello stop. Altrimenti una parte importante del nostro sistema produttivo regionale rischia di fermarsi. Tra le varie conferenze di fine anno, conferenze stampa, punti stampa, c'è quello dell'assessore Giampaolo Bottacin, competente per la regione per quanto riguarda la protezione civile, un settore fondamentale, lo abbiamo visto in tante occasioni sia nella gestione di emergenze che nella prevenzione di quello che può succedere. Abbiamo tracciato un bilancio di questo 2021 proprio con l'assessore. Grande impegno per la protezione civile in Veneto nell'anno che va a concludersi. I numeri parlano chiaro. È stato un anno complicato, continua a esserci il Covid anche in questi giorni, quindi l'impegno da parte della protezione civile è stato massimo. Anche quest'anno 110.000 giornate di lavoro in campo da parte dei volontari per supportare la sanità e quindi in totale siamo arrivati a 380.000 giornate di lavoro regalate. Numeri importanti da parte degli oltre 10.000 volontari del Veneto e numeri importanti per quanto riguarda le opere avviate a realizzazione. Oltre 400 cantieri di difesa del suolo attivati per un valore di 260 milioni di euro per migliorare la sicurezza idrogeologica del Veneto. Importanti per esempio i bacini di laminazione, 24 tra realizzati, in corso d'opera o da cantierizzare, che hanno permesso non si siano ripetuti allagamenti come quello subito anni or sono da Vicenza. Acqua da evitare, ma anche da difendere, come nel caso dei laghi di montagna che vanno tutelati mantenendone il livello. Abbiamo evitato i problemi che ci sarebbero stati o che avrebbero potuto esserci con l'applicazione del cosiddetto deflusso ecologico dal 1 gennaio 2022 grazie a un accordo con l'autorità di bacino e quindi col Ministero che ci consente di attuare l'applicazione del deflusso ecologico in maniera graduale e verificando anche gli effetti collaterali che questa applicazione potrebbe avere. E poi la qualità dell'aria piuttosto che lo smaltimento rifiuti, con l'obiettivo concreto di eliminare entro il 2030 le discariche. Per allora si dovrà raggiungere l'84% di differenziata e allora basteranno gli impianti di smaltimento di Padova, Schio e quello mestrino. Il Veneto oggi raggiunge il 76%, basterebbe che città come Verona e Padova, che invece sono sotto la media regionale, facessero uno scatto in avanti. Ora non resta da sperare che l'anno che arriva dica cose diverse da quello che va a concludersi. Adesso parliamo di sport perché si parla sempre più spesso di intitolare lo stadio olimpico, naturalmente che non è in Veneto, a Paolo Rossi, indimenticabile figura dello sport in Veneto. Ne abbiamo parlato con i vicentini, sentite cosa ci hanno detto. Intitolare lo stadio olimpico a Paolo Rossi? Un ordine del giorno approvato alla Camera dei Deputati con 387 voti a favore per intitolare al campione lo stadio della capitale. Ad un anno dalla morte di Pablito e proprio dalla città adottiva, dalla Vicenza in cui esplose il suo talento, coronando l'attaccante eroe dei mondiali 82 che arriva la proposta. Nell'aula di Montecitorio è stato approvato pressoché all'unanimità un ordine del giorno, a mia prima firma ma condiviso anche da tutti i parlamentari vicentini, con cui si impegna il governo a valutare l'opportunità di intitolare lo Stadio Olimpico di Roma a Paolo Rossi. Ora, dopo questa chiara espressione della volontà popolare, la burocrazia romana, il CONI e la società Sport e Salute, proprietaria dell'impianto, non hanno più alibi.
Ad esprimere tutta la commozione del caso Federica Cappelletti, la vedova del campione, che si augura possa davvero iniziare un percorso per portare l'intitolazione dello stadio al Pablito nazionale. Mi fa piacere, dice, che anche la politica si stia muovendo. Paolo è stato capace di unire 40 anni fa tutta la nazione, lo sta facendo ancora adesso che non c'è più. Al calcio ha dato molto, conclude, quindi si tratta di un riconoscimento meritato. Riconoscimento che i vicentini abbracciano. Paolo Rossi è stato un emblema per la città di Vicenza e per la squadra, quindi anche per la nazionale. Tra l'altro ha aiutato molto a vincere i mondiali dell'82, quindi sicuramente sì. Io sono arrivato qui nel 78, ho visto tutte le partite di Paolo quando è arrivato secondo lì Real Vicenza, quindi io penso che sia un'ottima idea. Paolo Rossi era un bravo calciatore, dopo di ciò. E secondo lei andrebbe intitolato lo Stadio Olimpico a lui? No, sì. Ora la palla passa agli appassionati, con l'augurio di trovare una mediazione con le tifoserie della capitale. Siamo quasi alla fine di questo nostro Focus TG dell'ultimo giorno dell'anno e allora sentiamo un augurio da parte di Don Andrea Guglielmi, arciprete, abate di Bassano del Grappa, per noi città sede della nostra emittente, sede della nostra redazione, e un augurio per l'anno prossimo, sentitelo. Quando ci facciamo gli auguri di buon anno, in genere ci auguriamo la buona sorte, no? Ci auguriamo che le cose ci vadano bene. A volte si usa anche Dio in questa prospettiva, ecco, si prega perché Dio ce la mandi buona. Ecco. Tutto questo penso valga la pena continuare a farlo, però se si può allargare l'augurio, o meglio approfondirlo, andare un po' in profondità, io augurerei a me stesso e agli altri un doppio movimento, e prendo spunto dai personaggi del presepio, della natività sempre. E il primo movimento potrebbe essere quello di andare dentro di noi, di rientrare dentro di noi, di andare quindi in profondità proprio. Ecco. Come faceva Maria, ecco, i Vangeli dell'infanzia dicono che Maria continuamente, no, ripetono questa cosa. Maria conservava tutte queste cose che vedeva, che sentiva, che toccava, portandole dentro il suo cuore e continuando a meditarle. Ecco. Questo movimento però deve essere poi correlato anche da un altro movimento, quello dell'uscita. Ecco. I personaggi del presepio si muovono, escono, vanno, si muovono anche in fretta, no? Anche con un certo entusiasmo così, ma si muovono sempre non verso il proprio interesse, si muovono verso l'altro, verso gli altri. Ecco. E quindi trovare un movimento che ci porti a ritrovare sempre di più il senso della comunità. Auguro a me stesso e a tutti un anno in cui diminuisca drasticamente il tempo che dedichiamo a parlare di Covid, a pensare al Covid e a ricevere messaggi, a volte anche bombardamenti, che riguardano solo ed esclusivamente il Covid. È chiaro che la situazione pandemica che ancora permane domanda la massima responsabilità da parte di tutti. Ecco, non è certo un messaggio di irresponsabilità che voglio lanciare, ma sento che veramente abbiamo un bisogno estremo di riappropriarci sempre di più della ricchezza, della bellezza e dell'importanza della nostra vita in tutte le sue sfumature e le sue sfaccettature. Le coppie devono vivere la vita di coppia in pienezza, la famiglia deve essere famiglia, la genitorialità deve esserci in un momento come questo, anzi i giovani hanno bisogno di fare esperienze, di vivere esperienze, gliele dobbiamo in qualche modo garantire. Ecco, c'è bisogno di relazione, di arte, di cinema, di cultura, di letture. C'è bisogno di tanto, ecco, di tanto, di tutto ciò che è umano. Ecco, non possiamo far sì che la pandemia, giorno dopo giorno, ci disumanizzi e ci impoverisca. Auguri a tutti. Ci uniamo naturalmente agli auguri di Don Andrea per la fine dell'anno, per un 2022 insomma, che possa rappresentare un nuovo inizio, anche se, come diciamo sempre, il Veneto non si è mai fermato, i veneti non si sono mai fermati, neppure noi ci siamo mai fermati, ma dovrà essere l'anno effettivamente della svolta. Detto questo, noi vi ringraziamo per essere stati con noi, ringraziamo Alessandro Costacurta e Renzo Rigon per la regia, ringraziamo i colleghi che ci hanno permesso di portare nella
nelle vostre case tutte le notizie dal Veneto. Vi diamo appuntamento a TG Bassano, TG Vicenza di questa sera per tutto quello che non è ancora stato detto fin qui. Vi ricordiamo che questa sera, al termine della nostra informazione alle 21:15, andrà in onda gli auguri, uno speciale con gli auguri di fine anno e non solo da parte del presidente Luca Zaia, reti Media Nord-Est unificate, quindi un evento davvero molto, molto importante da seguire. Grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio e buon anno naturalmente.